Vedo che molti vorrebbero parlare, credo che il primo che si è prenotato è stato Stefano e chiediamo però di non parlare come il suo solito 10 ore. Come il tuo solito. Mettiamo un cronometro. No, però stiamo toccando, a me pare, il nodo del perché, per come. Perché sia le cose che ha detto la Paola, ma la risposta di Tantucci, l'intervento di Montani, come succedono queste scelte, perché il problema non è quando uno legge la delibera del 78 in cui si decidono che tutti i cambi d'uso in questa città si possono fare, è che in quei 4 anni, tutte le settimane c'è uno scontro furibondo in giunta comunale e a quei tempi non si usava parlare fuori di una maggioranza, per cui Cacciari e D'Agostino avevano contro, sono carte scritte queste, non parole, tutta la maggioranza, tutti i capigruppo le avevo scritte una per una le scelte e le avevano firmate tutti i capigruppo e siamo andati avanti 5 anni, dal 93 al 98. Alla fine l'ha vinta D'Agostino con Cacciari, perché Cacciari ha detto: se D'Agostino si dimette, allora ci fermiamo. Il discorso di un attimo fa, ci fermiamo. Ma non erano 5 giorni, erano 5 anni. In 3 anni, queste cose che non si sanno perché pubblicamente non ci sono, in 3 anni, dall'88 al 90, abbiamo rifatto i piani del litorale, i piani del Lido, i piani di Pellestrina, il piano di Venezia e il piano della terraferma. Li hanno revocati tutti. Li hanno revocati tutti. E quelli come Scano, qualcuno qua sa di chi sto parlando, che hanno dato una vita, che lavoravano giorno e notte assieme a me e tutti noi, Raffaeletti e gente così, lavoravano 12 ore al giorno per portare in 3 anni quello che non si era riusciti a fare nei 15 anni precedenti, cominciato nel 75 il tentativo di diritto pubblico della città, e noi credevamo che noi eravamo la città migliore d'Italia, perché la conclusione era che l'area progressista, la Paola dice non ne faccio un problema di etichette, difatti non era un problema di etichette, perché queste svolte le ha fatte tutte un insieme di giunte di sinistra. Allora voglio solo dire che il problema fondamentale è se c'è la discussione vera nelle forze politiche, nelle istituzioni, nei giornali, nel pubblico. Io da alcuni anni non vedo nulla in questa città, non vedo una riunione pubblica vera di discussione sulle decisioni che si prendono. Ditemi se mi sbaglio, ma sto molto attento, sto molto attento. Vi dico che la discussione vera non c'è. Diventiamo pazzi in pochissimi di noi a seguire le cose, perché anche le informazioni non passano, meno che meno sono delibere pubbliche o discussioni pubbliche, ma non c'è non voglio fare nomi perché non voglio fare nomi, ma li do tutti i nomi, so benissimo di cosa parlo. No, voglio dire che c'è gente che si è tenuta volutamente iscritta al PD e ha chiesto in quanto iscritto più volte ufficialmente a tutte le riunioni, e le riunioni non si fanno, non si possono fare, è chiaro? Era quando tu ricordavi che l'università, so bene che in consiglio di facoltà eravamo in 13 su 300 a votare, vuoi che non lo sappia, e che le alleanze le facciamo fuori, ma il problema è che almeno ci fosse il confronto, la discussione. Tu hai avuto secondo me il pregio di buttarla nei limiti in cui è passata, almeno è venuta fuori quella discussione, perché se no neanche quella non veniva fuori. Allora il problema, a me pare principale, è che è la formazione delle idee e la formazione del dibattito, perché io avrei giurato che in questa città non sarebbero passate mai le speculazioni di Milano e di Roma, parlo di 30 anni fa, e invece proprio a casa nostra è successo il peggio del peggio del peggio. E allora voglio dire, guardate che non sono quelle vecchie, guardate che le aree di ex gasometri, 40 anni di lavoro per avere quelle aree pubbliche, con i soldi già stanziati dalla provincia di Venezia, già fatte le delibere, i progetti, i soldi e le aree. Dall'oggi al domani un assessore di una giunta di sinistra, se volete i nomi ve li do tutti,
decide che quella cosa è un'altra operazione immobiliare. Tu non vieni a sapere il giorno che viene fuori la delibera. Ma è macinata quella cosa. È stata una guerra ancora adesso, per fortuna, gli studenti e alcuni professori del Benedetti sono ancora mobilitati. Ma non è quello che emerge, è tutto quello che c'è stato dietro. Ho cominciato 5 anni fa a scrivere la verità giuridica di queste cose. Non è servito a niente. Lo mandate mica privatamente, Tutta la vita non è stato mandarle privatamente. Però voglio dire che queste cose non succedono un giorno. Non succedono quando Tantucci, dico lui per dire, fa l'articolo. Perché è maturata da una settimana e qualche volta, io ho detto, in 5 anni hanno revocato tutti, ho detto tutti, il Cavallino, il Lido, Pellestrina, Venezia, tutta. Beh, per e la esempio, terraferma, revocati tutti i piani. certo. Tutti. Allora voglio dire, il problema siamo noi, cioè siamo la capacità di far discutere, di far sapere, di far dibattere, di obbligare le forze. Io non vedo, guardate che era tutto limitato, però almeno i partiti leggevano, discutevano, si confrontavano. Non esiste più neanche a norma di statuto, i nomi non me li voglio fare, ma se qualcuno li voglio tutti. E di Comunque chi Stefano, iscritto basta adesso perché sennò non parliamo più, non riusciamo a parlare. Credo sia il vero nome. Stefano, basta adesso, grazie, abbiamo ben capito. E Paola anche dice proprio questo, tu citi Cacciari che a un certo punto dice, ricapitolando, abbiamo gli strumenti urbanistici che disegnano la città futura. Quindi sono partiti da quello che dici tu, demolire i piani regolatori per poi aprire e fare. E per noi di Italia Nostra c'entra anche molto il fatto di non essere riusciti ad avere un'autonomia e di avere un governo per questa città. Io ricorderei, scusami se sì. mi taccio subito, ricorderei anche, perché è tutt'altro che indifferente, il ruolo della sovrintendenza in tutta questa vicenda. Non vorrei... Sì, certo. No, io ringrazio Paola perché è sempre molto lucida e quindi riesce a dire delle cose ed è importante la lettura. Però io vi invito tutti quanti, io non sono interessato al dibattito ottimisti-pessimisti, penso sia un dibattito che riguarda delle sensazioni personali, ma non è questo che ci deve tenere qui assieme. Partiamo dai dati di fatto. I dati di fatto per me sono 3. L'evaporazione della politica, che è evidente, non c'è più. Okay? C'è un problema di morte della rappresentanza, che anche questo è un problema serio che dobbiamo porci, ragazzi, perché il problema è che non inutile parliamo di responsabilità politiche, Stefano, se poi non c'è più alcun legame tra l'elettore e l'eletto. No? E terzo, è che al governo si è sostituito un modello di governance societaria. Quindi, allora, se questi sono i tre dati del problema, cioè che secondo me bisogna cominciare, non so, a tirare una zoomata in alto e provare a dire i vari fatti descritti con grande lucidità ci insegnano qualcosa, cioè riusciamo a estrapolare qualche punto di ipotesi di azione. E secondo me il punto di polarizzazione è innanzitutto riflettere sul fatto che comunque questa vitalità aggressiva del capitalismo comunque ha problemi serissimi di sostenibilità, cioè l'accelerazione dei processi. Quanto durerà l'overtourismo a Venezia? Quanto durerà? Poniamoci il problema, non dura anni, ragazzi, non dura tanti anni questa roba qua, perché i processi si accelerano. Allora, dico solo questo è il piccolo contributo che volevo provare a dare, perché la mia lettura è il sistema capitalistico è un sistema molto vitale, è un organismo biologico che ha anche forti contraddizioni al proprio interno e si giocano partite all'interno, non è un monolite. E il problema è che non ha più a che fare con la politica, appunto, cioè noi abbiamo degli specchi che chiamiamo pubblici, ma che non sono il problema, è il punto di interlocuzione. Prova ne è che prima dicevamo che era colpa del debito, che bisognava ridurre il debito, adesso il problema è colpa dell'eccesso di risorse pubbliche investite. Su cui guardate, 425 milioni è andato a Marchi, ragazzi, l'altro giorno. Allora, il problema non sta lì. È possibile lavorare nel leggere alcune contraddizioni all'interno del sistema, chiamiamolo capitalistico, come si diceva una volta? Io penso di sì. Per esempio, c'è una riflessione seria di un pezzo di investitori, perché c'è tanta liquidità nel sistema, tantissima. Il problema oggi che hanno i capitalisti è dove mettere questo denaro.
perché i rendimenti sono bassissimi. E questo, guardate, lo diceva Piketty qualche anno fa, e ce lo siamo dimenticati quando diceva il vero problema nasce dal fatto che il capitale ha bisogno di un certo rendimento, per farlo mangia tutto, mangia la giustizia del lavoro, mangia l'ambiente, mangia tutto. Lì dentro c'è un pezzo, secondo me, di quel sistema che sta cominciando a interrogarsi sulla sostenibilità. E allora io uso questa parola che uso da un po' di tempo, perché anche le cose su cui lavoro, fra l'altro, è il tema della finanza sociale. È qualcosa che può essere presentato solo come bandierina? Sì, c'è un pezzo che lo sta facendo bandierine, mette l'etichetta sociale, sostenibilità, ambiente per fare esattamente le porcherie di prima. E c'è qualcun altro che prova a ragionare su queste cose qui. Io penso che lì dentro c'è uno spazio su cui provare a costruire anche delle alleanze nuove. Altrimenti sì, la logica, Filippo, della resistenza, sì, va bene, ma tutto sommato non ricostruiamo e non facciamo politica. Io penso che bisogna ricostruire pezzi di politica. Bene. Cristiano? Io credo che condivido le cose che sono state dette e anche, come dire, lo scoramento che viene fuori non solo dal libro, ma dalle parole di Paola. C'è un caso che questo libro è uscito in contemporanea con un altro libro. È un libro di uno scrittore, uno storico, che, come dire, alle spalle ha una produzione storica e di analisi, a mio giudizio, interessante. Mi riferisco a Mario Snenghi. Il libro di Mario Snenghi, fin dalla copertina, si pone come un antilibro di Salvatore Settis, Se Venezia vive. Un libro di 380 pagine, premessa. È molto interessante, è bello da leggere. 380 pagine, dedica una pagina e un terzo alle grandi navi al Mose, dicendo che c'è questo problema, che lui non è un tecnico, che è bene che siano idraulici e quant'altro. Sono andato a vedere una ricca bibliografia di questo libro e tutte le cose che hanno parlato della laguna, dell'idraulica, delle navi, non una citazione, vuol dire che non sono serviti per i suoi ragionamenti, che quindi sono assolutamente secondarie. Ma tutto questo ambito, che ha una consistenza grande ormai, dimostra che Venezia ha una seconda pericolo di morire. Non è soltanto che non ha più abitanti, ma fisicamente può sparire. È interessante una pianta che ho visto che fra 30 anni, se le cose sono così e non ci sono soluzioni alternative, a Padova sarà il mare Adriatico. A Padova. Allora, queste sono, come dire, questo filo rosso che tu hai ricostruito è utilissimo. È anche importante quello che dice Pizzo, cerchiamo di vedere dove muoverci, perché contemporaneamente noi sappiamo che sia pur disaggregati, sia pure uno diverso dall'altro, ci sono movimenti parziali che si muovono in città. Allora io credo che dobbiamo fare anche un'altra grande battaglia per queste persone come Mario Snenghi, che, attenti bene, ha avuto un grande maestro. Il suo grande maestro è quello che ha scritto Una legge contro Venezia, che ha scritto poi un meraviglioso libro sulla laguna, ma dove la laguna da agro romano diventa laguna e un domani può ancora cambiare, perché sono le cose della modernità. Perché Snenghi pensa che, e fa tutti gli esempi, la ferrovia, il ponte e quant'altro, fa tutti gli esempi per dire che questa modernità in qualche maniera è stata metabolizzata e sarà sempre così. Ma quello che viene detto adesso, che vediamo dentro noi, è che la transizione cosiddetta ecologica con questo mare di quattrini accelererà questo processo, perché faranno esattamente le cose con più soldi che devono fare, che hanno fatto fino adesso. Allora, questo, come dire, Salzano diceva linguaggio unico, noi dobbiamo combatterlo. Culturalmente è un elemento, non so se questo è sufficiente, ma questo pezzo di persone
Chiacciari non è un deficiente, non è un ladro, è un uomo intelligente, ma il suo economicismo lo porta a questa posizione. E noi rispetto a questo dobbiamo fare una battaglia. Sono pezzi di battaglia che ci danno, come dire, un campo davanti per muoversi. E questo sì, certo, volevo solo rispondere a Cristiano. Il maestro di Snenghi è stato anche mio Lo so. e abbiamo sempre Si chiamava? Si chiamava? Dorigo, Vladimiro Dorigo, che è stato assessore. Io mi sono laureata con lui, eppure avevamo idee molto diverse e ci confrontavamo sempre. Ma Dorigo, quando ha visto la prospettiva di Venezia, lui pensava che per contrastare questo futuro devoluto solamente al turismo, perché già 40 anni fa lui pensava questa cosa, non ci fosse che il porto e l'industria, ma non il porto come lo intendiamo noi, l'industria e la crescita di Deve Marghera. mettere le cose mitiche a Marghera. Certo, questa era la sua visione, ma già allora si pensava che la deriva di Venezia sarebbe stato il turismo ed è andata così. Paolo. Io invece non sono d'accordo con queste visioni così pessimistiche, anzi, a dire la verità, a me sembra da qualche anno che ci siano dei segni di cambiamenti positivi. Io combatto contro il Consiglio Comunale da circa 30 anni. Negli anni 90 ero il presidente di Pax in Acqua. Abbiamo fatto 1000 riunioni con i sindaci, con i consiglieri, per scoprire un pochino insomma, il meccanismo. Io non ho mai visto però nel Consiglio Comunale di Venezia che ci fossero dei consiglieri molto vicini alle mie idee. Oggi, se guardo il Consiglio Comunale di Venezia, vedo che per la prima volta ci sono delle persone che sono apertamente contrarie all'eccesso di turismo. Non a parole, ma a fatti. Ne abbiamo Volevo dire che non ci arrivassero 50 anni dopo, è importante il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale finalmente è dove si prendono le decisioni, non sono le riunioni che fanno le associazioni. Sono persone che votano e che hanno un potere di voto. C'è il gruppo per Acqua, il gruppo del 25 aprile, c'è tutta la città insieme con Giovanni Andrea Martini. Io ho collaborato con lui e la sua posizione rispetto al turismo è molto vicina alla mia, che è quella che trovo rispecchiata naturalmente anche nel libro di Paolo Somma. Ci sono altri membri nel Consiglio Comunale, penso per esempio del gruppo 5 Stelle, Sara Wiesman è anche lei molto vicina, lo stesso Bettini. Però lasciatemi dire un'altra cosa. Io ho una pagina Facebook e guardo le pagine Facebook degli altri. Facebook è piena di proteste di gente che è residente a Venezia e che non tollera più questo eccesso di turismo, che non tollera le locazioni turistiche, che chiede che vengano messi dei limiti all'uso delle residenze per turismo anziché per abitazione. C'è un fermento che si vede, sono migliaia di persone, però non sono decine di persone, e non sono soltanto quelle 5, 6, 10 associazioni che ci sono sempre state, che meritoriamente hanno lottato ma senza mai avere la possibilità di uno sbocco. Io credo che oggi per la prima volta abbiamo la possibilità di uno sbocco in Consiglio Comunale e addirittura se queste voci, se questi movimenti riescono a mettersi insieme, addirittura di vincere questa battaglia e di portare Venezia come esempio, non più come adesso è, di quello che non si dovrebbe fare, come andranno a finire. Il sindaco di Barcellona dice non vogliamo finire come Venezia, il sindaco di Parigi dice la stessa cosa. No, forse
c'è una possibilità che addirittura queste persone, votate dalla gente comune, arrivino a fare differenza moderna invece di come si può resistere e rovesciare la situazione. Vorrei che Marco Gasparinetti, che casualmente è seduto qua vicino a me, dicesse qualcosa, perché lui è un consigliere comunale, tra l'altro vedete che mi pare che sia l'unico. Cosa? Silenzio, scusate, manteniamo un po' l'ordine. Bene, scusate per favore. In una riunione di Italia Nostra ci sono stati dei personaggi che battuta, lavorano così in comune. Una battuta, solo una battuta. La buona fede di Paolo si capisce già dal fatto che non si era neanche accorto che erano presenti i consigli comunali che lui ha citato. Ha citato Martini, Sara Fisman, che sono alle sue spalle, non li aveva neanche visti, e quindi è vero che questo consiglio comunale, se facciamo la somma dei voti raccolti dalle liste, che proprio perché si sono presentate, diciamo, in modo tale da evitare un appiattimento sul PD, no? C'è qualcuno che ha creduto alla candidatura di Baretta adesso se n'è già andato. Altri di noi hanno pensato che fosse utile garantire un pluralismo in questo consiglio comunale, sacrificando anche quelle che potevano essere prospettive, no? Perché se uno va col PD in cambio ti danno certe cose, puoi fare una carriera, regione, Camera, Senato. Qui i consigli comunali che tu hai citato, è chiaro che hanno Venezia come punto d'arrivo e non come trampolino di lancio per andare a fare altro. Coraggio Italia per il sindaco, Napoli per Baretta. Le persone che tu hai citato credono veramente nella città, tutte e tre, e ce ne sono altre, ci stanno anche obiettivi. Il peso specifico di queste componenti, il consiglio comunale è sicuramente grande, però lasciando anche l'esperienza di Boato, se non sono riusciti loro, quando c'erano giunte di centro-sinistra, a farsi capire da gente che in teoria parlava lo stesso linguaggio, che era un linguaggio progressista, e le scelte peggiori per la città sono maturate proprio durante quegli anni. Immaginate noi oggi, Martini, sottoscritto e altri, che abbiamo di fronte non una giunta di centro-sinistra che in teoria parla la stessa lingua, ma un soggetto come Brugnaro, che è unico e irripetibile, non voglio neanche usare aggettivi per definirlo, ma che ha chiaramente detto che lui è bravo a fare scale, e che l'unico parametro, l'unico valore che lui trasmette alla città e alle nuove generazioni sono gli scale, beh, è tutta in salita. Quindi noi possiamo provare a limitare i danni, ma non credo che possiamo farlo limitandoci all'azione di contrasto in consiglio comunale. La forza del movimento di opinione a Venezia è sempre stata quella di agire anche fuori dal consiglio comunale. Ed è lì che ne abbiamo dato forse le prove migliori, insieme con Liga, con Italia Nostra, con l'associazionismo veneziano, che storicamente è straordinario, perché per cambiare consigli eventi a volte non basta il consiglio comunale, dove siamo minoranza e minoranza resteremo fino alle prossime elezioni, ma servono anche azioni di contrasto che si appoggiano sui mass media. Sulla magistratura, che da qualche anno sembra essere entrata in letargo, a me dispiace dirlo, perché non sono solo i professori universitari che a volte si fanno invitare alle feste o alle partite della Reia, purtroppo abbiamo anche magistrati con posizioni chiave a Venezia e che sono ospiti regolari di certi eventi. E qui mi riallaccio al discorso che ho sopportato. Quindi la prospettiva a breve termine è dura. Io sarei anche d'accordo con Paolo sul fatto che a Venezia siamo maggioranza, perché lo siamo. Però non siamo autonomi. Il comune unico. Quella che la maggioranza a Venezia non ha votato Brugnaro, perché non l'ha votato. Quando ci spostiamo a livello comunale, dobbiamo essere consapevoli del fatto che a Mestre invece condividono no, Brugnaro ha fatto anche delle cose buone, anzi ha fatto anche cose buone. Quindi purtroppo la prospettiva è una prospettiva che ci vede maggioranza nella città d'acqua, maggioranza a livello comunale, e non voglio neanche rimangare al discorso del referendum 2019, perché quella era la battaglia da vincere. Quella era la battaglia. È andata come è andata, chiudo per, scusate, ho parlato anche troppo, ho avuto una mascherina. Scusate, io so che c'è lei e poi anche Jane che voleva parlare. Allora, voglio ringraziare la professoressa Somma perché ha citato la cosa importante, la genesi di tutti i problemi. Sono state le regole di bilancio degli enti pubblici e delle società pubbliche che hanno obbligato a fare delle vendite e, come ha detto il professor Fontani prima, sono stati a appietire ai privati di fare alcune cose. Ma noi oggi in questa città non
non è solo il comune, c'è stata la regione, le ferrovie, l'agenzia delle entrate e adesso il tribunale. Nessuno ha fatto nessuna battaglia sul tribunale. Che cosa faranno qua davanti dopo che il tribunale ha costruito una cosa inutile a Piazzale Roma? L'abbiamo fatta la battaglia. Allora credo che una cosa importante è di mettere insieme tutte le liste delle società pubbliche che hanno abbandonato Venezia, perché le poste non erano ancora quotate in borsa quando hanno venduto il palazzo. Tutto quello che è stato fatto in questa città è stato l'abbandono da parte delle società pubbliche dei palazzi, perché i palazzi sono costosi da mantenere, non economici per la gestione e non vanno bene per tenere le persone, ed è stato tutto più facile portare fuori. Questo è quello che succede. Oggi bisognerebbe riobbligare a ritornare a gestire i palazzi da parte delle società, degli enti pubblici, eccetera, perché non si può pensare di avere 150 musei, bisogna pensare che ritornino delle attività e l'università, il piano degli immobili dell'università. Perché l'università ha dovuto investire un pochino di soldi a Mestre? Domandiamoci questa cosa qua, perché il piano dell'università che ci sarà adesso avrà la dismissione di una quantità di palazzi incredibile per fare che cosa? Allora questo è il tema. E poi ti rispondo, ho letto il libro di Snenghi, ha avuto una sola intuizione in quel libro che dice che a Milano hanno fatto le 5 giornate in 5 giornate nel 48 e Venezia tra il 48 e il 49 ci ha messo 17 mesi. Jane. Allora dico un po' di cose un po' scollegate, non ho avuto il tempo per metterli insieme, però prima vorrei dire a Paolo di non lasciarti illudere dalle cose che vedi in Facebook, perché è una bolla, la gente scrive la roba lì, si sente sollevato e poi non fanno niente. Quello che conta adesso sono le azioni dirette per cambiare un po' l'andamento. Tutte le cose in Facebook non fanno niente. Se posso fare un altro riferimento doloso al referendum, anche lì vedevamo tante belle cose, ma alla fine non si sono neanche disturbati di andare a votare nel seggio più vicino quel giorno. Prima cosa. Seconda cosa, mi allaccio a quello che diceva Gian Pietro, che guardando, non so quanti di voi state seguendo quello che sta succedendo a COP26 in questi giorni, ma lì vediamo come il popolo è molto più avanti a quello che stanno decidendo i governi, e questo ha una potenza. Però così come lì stanno richiedendo un cambiamento di sistema, anche noi sulla scala di Venezia possiamo vedere un cambio di sistema, e il sistema di cui parlano nel COP riguarda come le aziende sono più responsabili socialmente, e lo fanno anche riflettere nei bilanci. Sono perfino Unilever non dà più i numeri ogni quota, ogni 3 mesi, hanno smesso per promuovere una visione più lungimirante, non perché li frega tanto come stiamo noi, ma perché alla fine, misurando le cose, dandosi più tempo, guadagnano meglio per gli azionisti. Per Venezia, su questa scala, io nell'associazione che gestisco da un po' più di 5 anni, i nostri alleati avremmo già smesso se non avessimo trovato degli alleati dal settore privato, e sono qui a segnalare che bisogna essere più aperti e pensare che anche gli investitori privati di una volta non sono necessariamente sempre così, o per ognuno così ci possono essere altri investitori che capiscono le stesse cose nostre. Spero. È l'unica speranza, perché da soli siamo troppo pochi.
Allora si tratta di avere la mente aperta e cercare di informare il meglio possibile chi sta per fare delle cose qua. Confesso che con la Cassa Deposito Prestiti, che ha fatto un'altra alienazione recentemente, che non è andato a quelli che avevano contattato Uechi e Venice, purtroppo loro avevano già un piano di sviluppo di quest'immobile che integrava delle cose che avevamo suggerito noi. Hanno perso per poco, ma magari i prossimi no. Prima Sì. Andrea Martini. Grazie. E poi... riprendo quello che è stato un po' detto, che ringrazio la professoressa Somma per questo libro che confesso non ho ancora letto, però da quello che sento, dagli articoli che avevo letto suoi sono illuminanti su quello che c'è e che sta succedendo e che è successo in città. Devo dire che ho apprezzato moltissimo tutti i vostri interventi, in modo particolare quello del professor Fontani, perché è l'intervento che dice quello che dovremmo fare, cioè dovremmo dire la verità e non aver paura. Ecco, io credo che in questo Consiglio Comunale ci siano persone che non hanno paura di dire la verità e credo che sia fondamentale di fronte a chi ha sempre mentito, perché il grande comunicatore è il grande gestore di questa città in questi anni. Certo, le amministrazioni precedenti comunicavano ugualmente, magari in maniera diversa, però sostanzialmente alla fine il risultato era lo stesso. Qui abbiamo di fronte un grande manipolatore della realtà che sa vendere benissimo le proprie azioni in tutti i sensi e che quindi va attaccato in maniera corretta come stiamo facendo e non avendo paura. E non avendo paura anche domani, perché oggi siamo incasellati in queste caselline, no? Per cui ci muoviamo anche stretti, perché all'interno di queste finestre web insomma è proprio difficile cercare di conquistare spazio e anche consenso all'interno dello stesso Consiglio, no? Ma pensiamo quando torneremo, se torneremo a fare dei consigli comunali normali, ecco, io credo che sarà la partecipazione dei cittadini e credo che su quello dobbiamo puntare, perché un consiglio comunale regolato da chi preme un pulsante e non ti permette di parlare o dai 4 minuti che hai di tempo per esprimere concetti che 4 minuti non possono contenerli, io credo che domani può essere anche il giorno giusto. Quindi ecco, io mi permetto anche insieme a Paolo di non essere così proprio pessimista, certo la rassegnazione è quella che però ci sono diciamo c'è anche la canzone e quindi c'è anche la volontà di divertirsi un po' e credo che questo Consiglio Comunale sia anche un po' divertente, perché io credo che chi lo guarda, io penso per carità dura una vita, perché ogni Consiglio Comunale è 8 ore, però insomma qualche spunto divertente c'è. Grazie. Quindi insomma parliamo un po'. Sì, però possiamo guardare anche Crozza senza andare al Consiglio. Possiamo vedere lì sei gradi. Che allora mi chiamo Camilla e mi fa la tabella. Camilla. Maria Pia. Paola, io innanzitutto ti ringrazio e ti invito soprattutto a continuare a raccogliere dalla stampa queste cose che sfuggono ai comuni cittadini, ma sfugge anche agli studiosi che non si accorgono del concatenarsi di queste cose. Quindi al momento cerca di fare una scuola su questo. Poi, e quindi ti invito a scrivere il secondo capitolo del libro e a continuare a tenere gli occhi aperti e cerchiamo poi quindi cerchiamo appunto di migliorare questa rete che c'è e cerchiamo di farla funzionare meglio. Anch'io sono felice del fatto, quando alla tornata precedente delle elezioni ho visto con grande entusiasmo che ci fossero finalmente 3 consiglieri che non singole persone ma protagonisti della vita attiva associativa della città e che quindi hanno la capacità di poter far uscire quello che viene fuori dal Consiglio, quindi hanno un pubblico tra virgolette attento, però bisogna lavorare a unire e a superare le differenze, perché questo è quello
osservazione utile che hai fatto sul pregio di questo sindaco che è capace di fare soldi, io dico, preoccupiamoci di capire con quale modalità fa questi soldi, perché il turismo è comunque, cioè non voglio dire, è la persona corretta, non sto dicendo che faccia con male al fare, non lo so, vabbè. Però voglio dire, investe su cosa? In Venezia c'è il turismo, però li vediamo tutti i fiumi di persone che entrano e escono da questa città, sono tutti tutelati. Cioè, voglio dire, le battaglie che facciamo, che si fanno, non sono più per i nostri figli perché quasi tutti non fanno più parte di questa schiera di lavoratori sottopagati. Però anche quando si parlava della Biennale, i lavoratori della Biennale sono garantiti? Mi pare di no. Io sono anni che non riesco ad andare più alla Biennale quando mi sono resa conto dello sfruttamento delle persone che lavorano in biglietteria e quant'altro. Quindi non sono più riuscita ad entrare, grazie a Paolo ogni tanto leggo delle cose interessanti che ci sono, però vogliamo far emergere che fare soldi sulle spalle di qualcun altro non è così etico e soprattutto che non è quello che vogliamo. Quindi basta. Grazie. Sì, no, io volevo dire che forse ci sfugge l'importanza enorme dei social, come aveva accennato il signore. Io ricordo ancora parecchi anni fa la Serracchiani che vinse il Friuli su Berlusconi addirittura, ma non ci si rendeva conto come sta ragazzina, semplicemente perché aveva saputo usare i social. Attualmente ci chiediamo come fanno queste masse al negativo di persone a radunarsi a Trieste piuttosto che a Milano o altro, quindi sfugge questa importanza e che le cose possono veramente cambiare perché ci cambiano sotto gli occhi. Il problema invece, come accennava la professoressa, è che metà veneziani dicono che ben non c'è più nessuno per strada, e l'altra metà, mamma mia che ben arrivano i turisti. Il problema non è il mezzo che sarebbe utilissimo, è la divisione enorme che c'è, non parlo neanche tra Venezia e Mestre, ma anche all'interno di Venezia. Allora, va bene, con un po' di ottimismo, considerando che abbiamo dei consiglieri che non rispondono più alle ottiche di partito, che fanno una guerra, ci rendiamo conto della difficoltà che stanno affrontando, sarei più ottimista, direi che con un mezzo e poi radunando tutte le minoranze che ci sono nelle varie istituzioni, qualche cosa si potrà fare, ma anche usare questo mezzo nuovo, che sconvolge in certo senso le cose. Mi pare che ci fosse qualcun altro che voleva parlare. Ah sì, ecco, non vedevo. Ah ecco, guarda chi c'è, il nostro avvocato, dietro la mascherina non si vedeva, l'avvocato Zafalone. Se va male potrò fare sempre carriera pina. Esatto. Si difende da solo. Scusate, parlo l'avvocato Zafalone perché parla di giustizia, di cui ho sentito accennare qualche momento fa. Siamo molto sulle linee arretrate perché con la giustizia non si fanno rivoluzioni né si salva Venezia. Se dovessi per esempio raccontarvi i miei 4 giorni, venerdì avevo un processo ma il giudice era trasferito al tribunale minorenni. Lunedì avevo 2 processi, uno dei giudici è andato in pensione e l'altro giudice era in maternità. Tanto per dare una conoscenza di come funziona il tribunale, cioè non c'è il tempo, non ci sono le persone e non ci sono prospettive di modifica. Se poi vi ricordate che nell'ansia di come posso dire riformare la giustizia perché l'Europa ci dice che siamo quelli che i processi li facciamo in 10 anni, qual è stato il rimedio della dottoressa Cartabia, attuale ministro della giustizia? Un processo in appello deve finire in 2 anni. Peccato che a Venezia, tra l'altro una delle corti d'appello potenti d'Italia, perché giudici e cancellieri non ci vogliono venire perché è troppo cara, finire un appello in 2 anni non esiste assolutamente. Quando vado in udienza d'appello su 20 processi 16, 18 sono in prescrizione. Allora uno potrebbe dire la battaglia è perduta, ma insomma
qualche cosa si può fare. Io per esempio ho la specialità di fare i processi dove i clienti non pagano. Per esempio Italia Nostra, per esempio, ma manco mi sogno di farmi pagare. WWF non paga, i sindacati non pagano, ma questo, con questa cosa voglio dire, perché li faccio questi processi? Ovviamente ne faccio altri perché come dicevano i vecchi ministeri devo mettere a far sopra, ma perché li faccio? Perché sarà un atteggiamento, come posso dire, individualistico, ecco, cioè mi sento di fare qualcosa anche se serve a poco o niente. Poi qualcosa magari ci riesco. Per esempio ho fatto quel processo contro il signor Brugnaro. Questo signore in consiglio comunale e anche in consiglio metropolitano, lo stesso giorno, la mattina e il pomeriggio, aveva usato le sue gentili parole per manifestare il suo dissenso a un consigliere comunale. Forse l'avete letto, Ferrazzi. Sì, ma non era che diceva guardi che ritengo che lei non abbia tutte le ragioni perché eccetera. Diceva le parole che uno direbbe al bar quando un po' avvinazzato e non è d'accordo con qualcun altro. Tanto che il giudice che lo ha rinviato a giudizio ha scritto: stupisce che una persona che abbia una tale carica deve ricorrere a simili linguaggio contro anche quando non è d'accordo con un avversario politico. Rimasto, ho fatto i miei complimenti era attualmente in pensione anche lei, presidente dei giudici preliminari. Quindi insomma, il nuovo Parlamento ha ripristinato il vecchio reato di oltraggio, perché quel signore era imputato di oltraggio contro il consigliere, ma poi per un passo troppo grande, non è possibile. Ha detto però se tu risarcisci il danno il reato si estingue. Questa volta però gli è costato 90.000 euro, ecco, ma non è servito a niente perché non mi risulta che il linguaggio sia cambiato. Non ci può neanche più fare. Parla della felicità quella volta di tutti i dipendenti comunali. Voglio dire, scusate se vi manifesto tutto il mio pessimismo, sono perfettamente d'accordo con chi lo manifesta purtroppo e anche sulla giustizia quel poco che si può fare serve poco o niente. Quello che diceva un magistrato anche troppo noto che è stato ossessionato dalla mafia, diceva seguire il denaro e lì trovi i colpevoli. Seguire il denaro lo sappiamo, sono la storia che è stata appena fatta, ma insomma credo che ciascuno di noi, qui ci sono i consiglieri comunali che sanno benissimo che la loro battaglia è a volte solo una soddisfazione personale, a volte spunta qualcosa, io mi sento di continuare a darmi da fare per spuntare qualcosa e spero che per tutti sia così. Allora, grazie all'avvocato Zaffalon e non solo per il suo intervento di questa sera. Io direi che possiamo chiudere con una breve ancora giro di opinioni e poi chiusi. No, meglio. No, io naturalmente la mia è anche un po' una provocazione, sono contento che molti abbiano reagito a dire che in realtà no, bisogna, è chiaro che poi dopo stiamo qui al fronte, d'altronde le mostre, cioè morto combattendo, quindi per carità. Volevo solo dire una cosa, mi piace molto che questo libro si presenti, cioè immaginare questo libro di Paolo come
una sorta di continuazione di un prologo in cielo che è uscito qualche tempo fa da parte di Clara Zanardi, in Dostai, come dice il nostro eccola lì, di Clara Zanardi sulla bonifica umana, perché di fatto è una sorta di diciamo, approfondimento, attualizzazione di questo processo della depurazione degli abitanti di Venezia da parte dei suoi abitanti, da parte e questo diciamo è un fatto che secondo me rende il caso di Venezia particolarmente interessante, perché è vero che queste dinamiche sono universali, soprattutto nel secondo dopoguerra sono invalse a livello internazionale, tuttavia è vero che a Venezia sono cominciate molto prima, per una serie di ragioni complicate, varie, eccetera, eccetera, che la Zanardi illustra molto bene. È una, diciamo, una direzione che è stata presa assai precocemente, incidendo sulla carne viva del Lido, delle isole, di tutto. Ecco, io direi che da questo punto di vista tenerci stretto questo caso di studio è molto interessante, e speriamo magari che non sia semplicemente il caso di studio dell'autopsia, ma che magari sia anche un tentativo di rianimazione che porta da qualche parte. Ecco, tutto qui. Ecco, e speriamo che, come ci siamo già dette, ci sia un incontro anche con Clara prossimamente per discutere, ahimè, di altre cose molto deprimenti. Enrico, voi? No, io semplicemente dicevo che pensavo almeno, e non so cosa ne pensa di questo la professoressa, insomma mi piacerebbe saperlo da lei, insomma, che ho sempre pensato che proprio per la dimensione ristretta ormai demografica della città, per tutto quello che abbiamo anche detto, cioè che Venezia sia come posso dire, una cosa troppo importante per lasciarla esclusivamente alla città, al governo della città, cioè che bisognerebbe in qualche modo investire anche la comunità internazionale di quello che sono le sorti di Venezia. Non parlo solamente delle sorti dal punto di vista ambientale, come in qualche misura sta facendo, o patrimoniale, ma proprio dal punto di vista della salvaguardia e del mantenimento di una comunità, di una base sociale che poi giustifica il fatto che si definisca città. Ecco, questo lei non crede che potrebbe essere una strada? In passato per altre cose è stata seguita, penso all'Expo, penso le stesse vicende legate all'UNESCO per quanto riguarda, che in qualche modo quella potrebbe essere anche una strada. In fondo Venezia interessa tanti, voglio dire. A troppi forse. Sì, a troppi anche, però potrebbe essere nei due sensi anche, no? Certo. Anche qui è molto difficile schematizzare una risposta, perché è evidente che in giro per il mondo ci sono tante persone che magari nel loro luogo fanno una battaglia simile alle nostre e capiscono i nostri problemi e in buona fede vorrebbero anche dare una mano. Quindi io non ho dubbi che ci siano, però so anche che ci sono invece delle forze che vedono Venezia nell'ottica dell'opportunità di investimento. I famosi comitati privati, di cui lei una volta già mi ha chiesto, non è forse la sede per entrare nel merito, però se noi andiamo a vedere chi sono i componenti, che tipo di interessi rappresentano e poi che cosa fanno, vengono dei dubbi sul... Ciò non toglie che delle campagne internazionali possano servire, perché probabilmente un articolo in prima pagina del New York Times è più utile del mio libro qui in città, dal punto di vista della diffusione delle informazioni, anche degli allarmi. Però non mi aspetterei che la soluzione venisse da questi illuminati stranieri, anche perché invece io non ho avuto modo di rispondere a Giampiero, che ha fatto un'osservazione molto utile, dice c'è l'overtourism, che cosa succederà quando la città magari sembrerà poco appetibile agli stessi investitori turistici, perché è chiaro che il turista dà fastidio al turista adesso, la lotta non è più fra di noi e loro, ma fra il turista ricco, quello meno ricco e quello povero, perché lo vediamo, e semplicemente si spostano.
per loro una location vale un'altra, è come una miniera che si chiude perché non rende di più, lascio lì i detriti che spettano a noi e mi sposto da un'altra parte. Io leggo molto i giornali finanziari, che trovo sono le riviste di urbanistica più interessanti, ho letto il rapporto di un fondo di investimento americano che sconsigliava di investire a Venezia per via del fatto che è a rischio di affondamento. E subito dopo il sindaco ha risposto indignato: come si permettono, non sanno che c'è il Mose. Secondo me lo sanno. Quindi c'è un'attenzione in un senso o nell'altro. Se nel momento in cui il board del fondo di investimento con le sue valutazioni capisce che non è più il caso di venire qui, dismette e si sposta in un'isola greca. Scusa Paolo, ti interrompo, però leggi la rovescio, l'agenzia di rating che ha detto effettivamente: guardate, quell'investimento lì non è sicuro, anzi è altissimo rischio. Pone un problema del fatto che comunque c'è all'interno di quell'investimento una serie di misure che potrebbero renderlo interessante, capisci? Cioè, leggilo anche a rovescio. Certo, però le regole le fanno loro, cioè noi non so, ecco, mi piacerebbe molto che fosse così, che giochiamo noi la partita e la rovesciamo. Però la dinamica è espropriata della politica, è stata espropriata, certo, quello si diceva prima. È stata espropriata. Il punto vero, il punto di partenza è quello. Scusate, vi dico solo una cosa, cioè io ho la sensazione che veramente siamo non resistenti ma retrogradi, nel senso che stiamo troppo indietro dal punto di vista del pensiero. Cioè il capitalismo nella sua capacità di distruggere e ricostruire è innovativo, è vitale. Noi stiamo ancora lì a parlare di produttori. I veri produttori sono quelli seduti al bar, quelli sono i veri produttori. Il consumatore è il nuovo produttore di questo capitalismo in questa fase. Parliamo di Facebook. Il Facebook in realtà è un meccanismo di produzione di opinione a mezzo di opinione con algoritmi. Quindi ragazzi, toglietevi di mezzo sta roba di Facebook come luogo della vitalità associazionista. Cioè, queste sono le cose. Però dall'altra parte non vediamo, secondo me, in questo io vi invito veramente a riflettere, un aspetto che invece all'interno c'è un dibattito molto grosso sulla sostenibilità del sistema e su questo si spaccano. Ci sono gruppi anche di investitori, comitati di investitori che si stanno spostando sul tema della finanza sostenibile, della finanza responsabile, della finanza di impatto. E su queste robe, certo c'è tanta fuffa, ma non tutta è fuffa. No, vabbè, però arriviamo al fatto che il Presidente della Biennale vuol fare la Biennale della sostenibilità, perché non certo, abbiamo... Perché fa marketing su queste cose. Ma Paola, è chiaro che c'è la moda, c'è il modaiolo dietro, è evidente che c'è la moda, no? Però non tutto è moda. Vabbè, non tutto è moda. E non... Posso dire certo. una cosa, parlando di moda e parlando di sostenibilità, perché il problema nasce perché c'è il turismo, cioè se non ci fosse il turista il problema non si porrebbe. Come negli anni 60 i tedeschi erano considerati visionari perché lo dice anche Petra lo dice anche Petra nel suo libro che ho letto. Se si facesse capire al turista che non è sostenibile, che non è moderno, che non è cool viaggiare, che non è più sostenibile, intelligente e sì, cool appunto, il termine inglese è prendere l'aereo per andare a bere lo spritz a Barcellona, a Venezia il fine settimana, ma che meglio berselo nel bar sotto casa, fare tutta una campagna dove si fa sentire un po' colpevole il turista mordi e fuggi, il turista che sfrutta le città e che le distrugge. Forse è una scemenza, però forse si può lavorare anche sul turista, che è la causa di tutto quanto, in realtà. Non so. Vabbè, ho detto lo mio. Chiudiamo. Benissimo. Allora, viene Manuela a chiudere. Sì, vieni tu. Viene lei a chiudere. Sì, vieni tu.